Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Sportlandia, lo sport tra gli amatori. Questa sera conosceremo un'associazione Onlus che si occupa di bambini con gravi disabilità e parleremo anche del rapporto tra associazioni e fisco, tra associazioni sportive e naturalmente fisco. Cominciamo a conoscere gli amici dell'associazione Fabiola, che è l'associazione Onlus di cui vi parlavo. Presentiamo intanto gli ospiti, Guido Fasano e Paolo Varnial, che sono due soci, due rappresentanti di questa associazione, vero? Sì. Innanzitutto, parliamo con Fasano per dare un ordine, che tipo di associazione è la Fabiola e soprattutto di cosa si occupa? Fabiola è un'associazione che riunisce famiglie che hanno dei figli con delle disabilità gravi e gravissime. Gravi e gravissime significa che sono dei bambini, anche dei ragazzi, che difficilmente, quasi mai, possono essere inseriti nelle scuole nelle scuole ordinarie e poi anche nel mondo del lavoro non hanno grandi possibilità o quasi possibilità nulle di essere inseriti. Quindi è un tipo di richiesta che le famiglie hanno soprattutto sotto l'aspetto assistenziale. Esiste qualcosa nel pubblico, però se ci siamo costituiti in associazione evidentemente proprio perché non è C'era qualche mancanza, sufficiente. Esatto. Voi fate leva su molti volontari, no? Come vengono, tra virgolette, reclutati? Cioè, come arrivano alla vostra associazione? Sì, infatti Fabiola Onlus è poi anche formalmente un'organizzazione di volontariato. La fortuna di questa associazione è proprio la vicinanza di molte persone, fra l'altro soprattutto donne, ci sono anche dei volontari maschi che vengono da diversi settori, settori ospedalieri, maestre, sono arrivate da noi con il più classico dei sistemi, il passaparola, perché siamo nati un po' in piccolo, condividendo certe idee con un po' di famiglie, si sono avvicinati degli amici che hanno passato parola e oggi i volontari che ci danno una mano sono quasi una cinquantina complessivamente, non tutti contemporaneamente ci danno una mano, però a rotazione sono circa una cinquantina di Anche persone. perché per assistere persone con un certo tipo di disabilità ci vuole delle persone che hanno affrontato determinati studi, no? Quindi ci vogliono delle persone preparate. Ci sono sia l'una che l'altra oppure diciamo cercate delle persone che poi facciano dei corsi per poter affrontare un percorso formativo di un certo tipo? Sì, in realtà è parzialmente vero, perché noi non facciamo riabilitazione, quindi non ci occupiamo di aspetti più prettamente sanitari o di riabilitazione fisica. Quello di cui le famiglie hanno più bisogno è l'assistenza in senso stretto, e cioè il dare un'occhiata ai ragazzi che da un lato possono intimorire chi si avvicina la prima volta perché hanno delle disabilità talmente importanti che è difficile l'approccio. Da un altro lato, passate le prime titubanze, si capisce che in realtà proprio per le loro difficoltà le loro esigenze sono quelle più normali, quindi di essere coccolati, di essere accuditi, quindi nel mangiare, nella cura della persona. Fermiamoci un attimo e lanciamo una rubrica, arbitro che passione. Cosa pensa tua moglie quando ti vede uscire con la borsa? Mia moglie è 30 anni che mi sopporta e ormai è abituata a queste cose. Io sono fortunato ad avere una moglie come la mia. Pensi che la regola sul fallo di mano vada cambiata o meglio avere ancora la discrezionalità nel giudicare la volontarietà? No, io penso che insomma, la volontarietà va giudicata in quel momento e quindi aspetterei a prendere decisioni affrettate. Hai qualche rimpianto? No. Quali pensi siano le tue caratteristiche più apprezzate dalle squadre che arbitri? Intanto la mia schiettezza, e dopo avviso sempre le squadre prima di entrare in campo che a me piace
la gente che quando va in campo per divertirsi, per giocare a calcio, e l'ultima frase che dico sempre, i frus a case, in friulano, i frus a case. Qual è lo sportivo a cui vorresti assomigliare e perché? Vorrei assomigliare a Oriali, perché? Perché Oriali, forse perché io giocavo nel suo ruolo, è sempre stato un portatore d'acqua e ritengo una persona delle più preparate, specialmente anche a livello societario, più preparate. Risposta flash. Descriviti in 3 aggettivi. Beh, sono allegro, sono schietto e sono il miglior arbitro della Lega Calcio Friuli Collinare. Abbiamo finito. Simula il triplice fischio finale. Paolo Varnial, i vostri figli sono considerate persone con disabilità gravi. Cosa significa? Beh, disabilità grave vuol dire che per compiere i più semplici gesti quotidiani hanno bisogno di una persona che li aiuti, quindi dal vestirsi all'andare in bagno, al mangiare, e quindi hanno bisogno di un'assistenza quotidiana ma proprio continua. Con quali risorse invece le famiglie riescono a garantirsi questo tipo di servizi? Beh, allora, la nostra associazione si riesce a mantenere con dei piccoli contributi pubblici, ma più che altro con il contributo che tante persone fanno con delle donazioni. E anche in questo senso il passaparola è fondamentale. Perché poi abbiamo visto che una volta che le persone conoscono la nostra associazione si affezionano e periodicamente insomma, ci fanno un contributo volontario così senza... E comunque l'impegno si evince anche dal vostro sito dove ci sono parecchie iniziative importanti, no? Sì. Adotta una famiglia, Alba, Casa dei Fruz, sono tutte iniziative che sono riportate sul sito. Anzi, se volete magari che qualcuno vada a dare un'occhiata al vostro sito, se volete segnalarlo, se qualcuno magari vuole fare, non so, un'offerta o dare un contributo o proporsi come volontario, c'è qualche forma? Ci si può collegare al sito www.fabiolaonlus.it, associazionefabiola.it, e lì si trovano tutti i riferimenti, sia mail che telefonici e eventualmente anche riferimenti per fare una donazione, quindi un conto corrente postale o l'IBAN bancario. Fasano, qual è la vostra sensazione sulla politica locale? Ovvero, c'è secondo voi sensibilità di fronte a associazioni come la vostra? E che peso ha la politica in quest'ottica? Che domanda, è complessa. In estrema sintesi, sicuramente negli ultimi anni è aumentata la sensibilità proprio dei rappresentanti della pubblica amministrazione che si sono avvicinati a questi tipi di problematiche. Sono stati messi in atto tutta una serie di interventi da grossi centri anche all'aiuto delle famiglie. C'è un dato però riconosciuto da tutti, che nonostante i grandi sforzi fatti negli ultimi anni e quindi anche l'impegno che ci ha messo l'amministrazione pubblica per queste problematiche, c'è ancora molto da fare. Il fatto che continuino a nascere delle associazioni di famiglie che hanno problemi, dà già un segnale importante. C'è qualche forse mancanza, no, da un punto di vista legislativo su questo aspetto. Bene, a questo punto dobbiamo dare spazio ai nostri inserzionisti, per cui largo alla pubblicità.